Prepariamo la pasta violata e mettiamola a riposare. Maciniamo il pecorino fresco, i limoni biologici. Prepariamo il condimento del formaggio, i limoni, le uova, lo zucchero e giriamo bene, amalgamiamo bene. Aggiungiamo anche un po' di farina, la quantità la decide la mano. Proviamo con una pallina, deve rimanere tonda, sostenuta. Tiriamo la sfoglia, potete decidere di formare con di coppa pasta i tondini. Io questa volta ho preferito usare una rotellina che mi hanno regalato, davvero carina. Formiamo le palline e poggiamola sui tondini. Prendiamoli in mano, cominciamo a fare dei pizzichi tutti intorno, ben stretti. Stringiamo così affinché non si aprano in cottura. E adesso in forno fino a doratura. Ed ecco la meraviglia della spardula assata.